Quali giochi hai fatto per ora? I ponti e la teleferica. Qual è più difficile? I ponti. Perché c'è la corda, quella là che devi camminare. Era un po' più lungo e un po' più difficile. Bisogna stare in equilibrio? Sì. Dalla teleferica alla pratica della roccia sulle pareti della chiesa. Tantissimi bambini hanno preso parte ai giochi della Rampilandia organizzati nell'ambito della festa del 1° maggio nella parrocchia Gesù Lavoratore di Marghera. È rappresentata da questi giochi di corda con queste nuove strutture che sono state montate e in totale arriveremo quasi a 1200-1500 bambini tra oggi e domani, 29 e 30 aprile. È bellissimo, è emozionante, è bellissimo! Sono in TV! Sono io in TV! È figo! È davvero grande questa festa! È grandissima! È bello! È bellissimo! Un'altra dimostrazione di come a Marghera ci sia del buono, di come si possa mettere da parte degrado e prostituzione e lasciare spazio a colori e divertimento. Dentro una situazione così faticosa come quella inevitabilmente che segna CAI Emiliani, o Marghera Sud come si chiama adesso, ci sono anche delle eccellenze, mi permetto di dire, che forse proprio per l'ubicazione nelle quali sono vengono un po' passate sotto banco e sottovoce. Lo scopo è quello proprio di far capire alle persone che CAI Emiliani non è solamente qualcosa di negativo, ma ha al suo interno grandissime potenzialità che forse meriterebbero maggior visibilità. E mercoledì si replica per poi fare ancora festa fino al 4 maggio.